L'isola di Lampedusa, nel cuore del Mediterraneo, si candida a diventare un epicentro di studio e progettualità politica, culturale e artistica sui temi della pace e dei flussi migratori. Da questa idea nasce così un progetto che intenderà trasformare l'ex base militare Loran, situata nella zona di Capo Ponente dell'isola, in un centro studi in grado di coinvolgere le istituzioni e le associazioni internazionali, le reti del volontariato, gli istituti di ricerca sulla geopolitica, il mondo dell'arte e della cultura internazionale. È destinato anche a ospitare grandi eventi. Il progetto che il comune di Lampedusa intende affidare all'architetto Stefano Boeri vedrà in prima linea l'amministrazione comunale dell'isola, coinvolgendo la regione siciliana, il Ministero della Cultura, quello della Difesa, trasformare quindi un simbolo di guerra come un'ex base militare in un simbolo di pace, un'iniziativa di grande valore che esprime certamente coraggio e fiducia in un mondo migliore. Ad affermarlo è il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, che ha fortemente voluto e promosso il progetto. L'impegno di Lampedusa e della sua comunità sul fronte dell'accoglienza umanitaria, continua Martello, è riconosciuto e apprezzato a livello internazionale ed è arrivato il momento per la nostra isola di avere anche un ruolo propositivo affinché dal centro del Mediterraneo si possa costruire un dialogo di pace in grado al tempo stesso di affrontare e analizzare il fenomeno dei flussi migratori in tutta la sua complessità. L'istituzione di un centro studi che diventi un punto di riferimento internazionale e luogo di incontro per gli studiosi del fenomeno migratorio offrirà quindi l'opportunità di esaltare la vocazione all'accoglienza dell'isola di Lampedusa e per di più consentirà di trasformare in patrimonio collettivo e condiviso l'esperienza di cui l'arcipelago è culla. Oltre, nel progetto che si intende affidare al gruppo di Boeri, prevede anche la nascita di diverse altre realtà isolane, tra queste un auditorium, un museo dotato di un archivio digitale che potrà ospitare non solo opere ma anche atti performativi e narrazione sul tema dei grandi flussi migratori e delle loro interrelazioni con le grandi sfide del cambiamento climatico. Quindi un centro per studiosi, ricercatori, artisti, testimoni della grande fenomenologia delle migrazioni che saranno ricavate dal riutilizzo dei fortini militari dismessi che perimetrano l'isola di Lampedusa.